spettacolo che ha portato sullo stesso palco 12 pianoforti. Sentiamo Alessandro Bonfanti. Balcanica, ovvero dove la scenografia è fatta dalle persone e dagli strumenti. Pubblico entusiasta con applausi convinti e prolungati, molti bis. Sono i numeri del successo di Balcanica al Teatro Verdi di Gorizia per la stagione artistica firmata da Walter Mamor. Balcanica è un progetto che Walter Sivilotti, compositore arrangiatore udinese affermato anche a livello europeo con arrangiamenti fra gli altri per Milva e altri cantanti di fama, ha realizzato per il coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell'Oste. Il repertorio, che andava da Tchaikovsky a Bregovic a Sting, ha creato un'atmosfera ovattata e felice con un misto di attenzione e serenità per le melodie che si sprigionavano anche dai pianoforti della formazione Piano 12, un progetto quest'ultimo che prevede sul palcoscenico 12 pianoforti, suonati da 6 donne e 6 uomini, 6 vestiti di bianco e 6 di nero, proprio come i tasti degli strumenti a coda, in grado di riverberare suoni e progressioni ritmiche simultanee ed opposte. Il progetto Balcanica, dopo la prima di Gorizia, è pronto per essere inserito nei cartelloni dei principali teatri d'Italia e dell'Europa dell'Est. Calcio, brutta